Bentrovati, ritorniamo in diretta, spazio di approfondimento legato ai temi sanitari con gli specialisti dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Dopo metteremo anche in sovraimpressione il numero di telefono per chi vuole chiamare da casa, naturalmente, per porre delle domande alle nostre specialiste che mi hanno raggiunto in studio. Saluto e ringrazio la dottoressa Laura Vettor, dirigente medico dell'ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Conegliano. Buongiorno e bentrovata. E la dottoressa Carlotta Giuliani, alla mia destra, dirigente medico dell'ostetricia e ginecologia invece di Montebelluna. Buongiorno. Due realtà importanti da cui transitano naturalmente molte pazienti. Oggi parleremo, come vi ho annunciato prima della pausa, di menopausa, un nuovo inizio, quindi vuole essere un titolo anche incoraggiante naturalmente per chi si trova a vivere questa fase della vita, senza dubbio vissuta in maniera diversa rispetto al passato, nel senso che l'aspettativa di vita è aumentata. Dottoressa Vettor, abbiamo donne che a 50 anni arrivano 50-55 anni in condizioni decisamente diverse rispetto a una volta, posso immaginare. Allora, partiamo dalla base, diciamo dalle basi. Che cos'è esattamente la menopausa e come riconoscerla? Perché magari si hanno delle avvisaglie, non ci si rende conto bene se è quello che il percorso che si sta iniziando oppure no, se è troppo presto o troppo tardi, insomma ci dica. Grazie per la domanda, che ci permette un po' di fare chiarezza da subito, perché una delle cose che più frequentemente ci vengono chieste durante le visite in ambulatorio è: come faccio a capire se sono in menopausa? Ci sono degli esami che posso fare per capire se sono in menopausa? Allora, innanzitutto partiamo col dire che la menopausa non è una malattia, perché una frase che viene spesso detta è: dottoressa, soffro di menopausa. Allora, clinicamente si definisce come l'assenza del ciclo mestruale per 12 mesi continuativi e è la diretta conseguenza dell'esaurimento della riserva follicolare, quindi è un fenomeno che avviene per la stop della produzione degli ormoni da parte delle gonadi femminili, quindi delle ovaie, e ci dice che l'età fertile si conclude. Chiaramente è un fenomeno biologico, cioè è geneticamente determinato ed è previsto che succeda nella vita, perciò in questo senso è fisiologico. Dopodiché, come un po' tutte le fasi che caratterizzano la nostra esistenza e che sono determinate da un bilancio ormonale, io faccio sempre paragone con la mestruazione e con la gravidanza, che sono due momenti della vita assolutamente previsti e fisiologici, ma che in ogni donna si declinano in maniera completamente diversa. Ci sono donne che col ciclo mestruale hanno una vita perfettamente normale, donne che hanno molti problemi, e la menopausa è esattamente la stessa identica cosa. In alcune donne si declina con dei sintomi che sono particolarmente invalidanti e si può manifestare in maniera precoce, in maniera tardiva, quindi in maniera capricciosa, quindi preceduta da una fase confusa in cui non si capisce più che cosa sta succedendo, e quindi quella frase del soffro di menopausa non è che non sia reale, cioè pur non essendo una malattia può dare malessere. Ecco, allora, il come riconoscerla, lei ha dato un dato clinico, no? Sì. I 12 mesi, quali altri sintomi dobbiamo badare o quali magari riconoscere e poi rivolgere naturalmente al medico, allo specialista? Sì, allora diciamo che anche molto prima dell'assenza vera e propria del ciclo c'è una fase di transizione e tecnicamente si possono accusare delle alterazioni proprio del ciclo mestruale, quindi che compare più voluminoso, meno voluminoso, più ritardato, si salta qualche ciclo, e quindi la paziente di solito arriva in questa fase in cui inizia ad avere dei disturbi, quindi spesso chiede di poter fare degli esami per poter diagnosticare, esami che sono utili soprattutto quando la menopausa è molto precoce, perché ci aiuta a capire, a prevedere un po' quale sarà l'andamento. Ecco, allora, poi entreremo con la dottoressa Giuliani più nello specifico della transizione, delle fasi della transizione. Chi viene a parlare con voi anche in ambulatorio di questo? Si fa dei problemi, ha un po' di imbarazzo, un po' di sofferenza anche psicologica in questo senso? È ancora un tabù questa menopausa? Allora, è un tabù, secondo me sì, nel senso che
come tutto quello che riguarda il femminile e la sfera ormonale femminile, si tende un pochino a confondere quelli che sono gli effetti, diciamo, socialmente riconosciuti come ma sì, sarà la menopausa, no? E quindi spesso la donna ha una barriera. Più che altro la barriera, secondo me, dipende dall'idea di accettare questi sintomi come un ma sì, sarà il tempo, ma sì, sarà l'età, e quindi non c'è proprio la conoscenza del fatto che ci sono alcune cose che sono oggettivabili come sintomatologia e che quindi vengono studiate per essere prevenute oppure arginate tramite delle soluzioni, ecco. Quindi secondo me la barriera nel parlarne nasce da questo, dal fatto che si accetta come una cosa che arriva. Ineluttabile, ma insomma che magari è un po' sinonimo di vecchiaia in qualche maniera, Esattamente, no? È sì. lì che magari scatta il fastidio, ecco, di parlarne, certamente. Allora, dottoressa Giuliani, abbiamo detto, già ne accennava la dottoressa Vettor, di queste fasi della transizione menopausale, che tra l'altro appunto ci diceva, insomma ci sono pazienti che hanno dei sintomi invalidanti addirittura, altri che magari la vivono in maniera, un po' come tutte le fasi della vita, l'adolescenza mi viene in mente è un'altra di quelle in cui gli ormoni fanno quello che vogliono, oltre alla gravidanza naturalmente, e ognuno poi la vive come meglio può, anche con l'aiuto naturalmente poi della medicina e di quello che si può fare. Ecco, quali sono queste fasi? Entriamo più nello specifico. Allora, se consideriamo che in Italia l'età media della menopausa è circa di 51 anni, possiamo distinguere 3 fasi. Parliamo di perimenopausa, di menopausa e di postmenopausa. La perimenopausa è quello che accennava prima la collega, cioè quella fase in cui iniziamo ad avere i primi fastidi, le prime avvisaglie, ed è un periodo in realtà che è molto ampio e può iniziare dai 2 fino anche ai 10 anni prima dell'ultima mestruazione effettivamente. In queste fasi inizia magari la mestruazione ad essere un po' irregolare, magari qualche sintomo vasomotorio, le cosiddette vampate, può capitare ogni tanto, qualche disturbo del tono dell'umore, l'insonnia. Poi abbiamo la menopausa, che è proprio l'ultima mestruazione, parliamo a posteriori di menopausa, quindi dopo 12 mesi di mancanza di mestruazioni, e poi il postmenopausa, che è la fase successiva in cui abbiamo, per così dire, pian piano una risoluzione, un mantenimento miglioramento della sintomatologia, ma attenzione che è la fase in cui dobbiamo stare molto attente, perché è quella in cui invece aumentano i rischi, e quindi correlati alla menopausa e ai deficit ormonali aumenta il rischio cardiovascolare, aumenta il rischio di osteoporosi ad esempio. Ecco, naturalmente una donna che si trovi a vivere questo momento di premenopausa capricciosa, diceva la dottoressa, no? Queste variazioni a cui non sa dare una spiegazione, magari si pone anche il problema di avere altro, no? Mi viene in mente della serie, vado a fare un controllo perché non so cosa stia capitando, esatto, che non ci sia dell'altro, vi capiterà immagino. Assolutamente sì, ed è qui ovviamente che entra in gioco il ruolo nostro, quello del medico in generale, perché magari un primo approccio lo si può fare anche con il medico di medicina generale, e sta proprio a noi ascoltare la signora, quali sono le sue problematiche, e magari indirizzarla verso i controlli necessari da fare, indirizzarla anche verso quali sono le terapie, quali sono i rischi e i benefici di ciascuna terapia che possiamo utilizzare, ascoltando soprattutto i sintomi che ci lamenta la paziente. Ecco, c'è un po' di disagio, ne parlavamo prima, ma anche un po' di paura. Beh, un po' sì, perché purtroppo ancora non se ne parla così tanto di menopausa. Infatti questi eventi sono fondamentali perché ci permettono di fare divulgazione, quindi di arrivare nelle case letteralmente delle signore e comunicare che è un momento normale della vita, e più noi conosciamo, più siamo in grado di affrontare con fiducia e con serenità quello che ci succede, insomma. Ma anche perché appunto con l'allungarsi dell'aspettativa di vita è una lunga, auspicabilmente, l'altro giorno abbiamo fatto un servizio su una signora di 108 anni, cioè è una lunga seconda fase della vita, certo, che si vive questa, no? Per cui è importante evidentemente non solo prenderla dal verso giusto, ma poi anche appunto sapere come vivere poi i vari momenti. Ecco, il ruolo, diceva, del medico in questa fase della vita, quale può essere? Si prende carico, ecco, naturalmente, esatto, di questo percorso. Si prende carico di questo percorso, definisce qual è l'iter da seguire, quindi ad esempio
tutta diciamo, la presa in carico dal punto di vista degli accertamenti, il controllo ad esempio con gli esami ematochimici, le visite specialistiche che dobbiamo fare. Per quanto riguarda l'osteoporosi, stavo accennando prima a uno dei possibili rischi da tenere sotto controllo in menopausa, e quindi fare una densitometria ossea, quindi scandisce le tempistiche e i tipi di controlli da seguire durante tutto questo percorso della nostra vita, e poi di parallelo valuta anche quali sono diciamo, le situazioni che richiedono l'intervento medico, quindi quali sono le situazioni che richiedono una terapia personalizzata, quindi quali sono le caratteristiche delle signore che ci permettono di definire appunto quale trattamento rispetto a un altro è più indicato, e poi come si monitora anche nel tempo la terapia, perché non è che noi prescriviamo dei farmaci e lasciamo a se stesse le signore, ma invece devono essere ovviamente monitorate durante tutto il loro percorso. Senta, mi viene in mente, approfittiamo insomma anche per tutte le curiosità che ci vengono in mente, perché abbiamo detto una età media, no? Ma poi ci sono anche casi di estrema precocità, certo, della menopausa, che devono preoccupare di più? Devono preoccupare di più perché devono necessariamente rivolgersi a un personale specialistico. Perché, di che età parliamo, giusto per dare diciamo prima dei 40 anni siamo di menopausa precoce, diciamo che il range tra i 45 e i 55 è quello che noi più o meno ci aspettiamo, con una media appunto di 51 anni in Italia, però quando siamo in casi di menopausa più precoci è necessario fare degli accertamenti ed è necessario fare delle terapie se non ci sono grossissime controindicazioni, perché appunto i rischi a cui andiamo incontro, con il rischio cardiovascolare talmente aumentato, osteoporosi e disturbi cognitivi, insomma, diventano importanti. Ha sottolineato in Italia, ma perché ci sono differenze a livello magari di studi scientifici internazionali, eccetera? Sì, beh, dipende un po' dalla popolazione, come tutto gli studi poi vengono fatti a seconda delle popolazioni di interesse e vengono valutati, diciamo, quello che si è visto, che da noi più o meno i 50 anni sono l'epoca della menopausa. Ecco, per cui immagino che in condizioni differenti cambi un po' l'età. Ecco. Allora, dottoressa Vettora, andiamo ai sintomi. Sì. I sintomi più comuni, facciamo un po' lo spettro di quella che è la situazione che immagino in maniera progressiva si può venire a creare e che ci permettono anche un po' di riconoscere e poi insomma capire anche poi come affrontare questi sintomi. Allora, ricollegandomi alla domanda che ha fatto sulla precocità e sulle conseguenze che la precocità ha, è una domanda importante perché in realtà i sintomi possono essere divisi in due grandi macrogruppi. Ci sono quelli più generici, che quindi sono ascrivibili all'impatto che la menopausa ha sulle varie aree cerebrali, e i sintomi più relativi proprio somatici, quindi agli apparati e a come questi funzionano. Ma in generale fra tutti i sintomi ci sono quelli di cui la paziente si accorge e sono quelli che ci preoccupano di meno. La paziente si accorge, ce ne parla, si risolvono o si cercano delle soluzioni. Il problema sta in tutte quelle cose che sono un po' più silenti, che tradizionalmente sono un po' in generale ascrivibili a quello che è l'invecchiamento della persona, che si vedono meno, la paziente non li conosce e quindi si arriva poi diciamo, a prendersene cura in un momento troppo tardivo. Quindi la menopausa precoce è un problema, perché se tutto questo, diciamo, fase degenerativa inizia troppo presto, è chiaro che poi il momento in cui si accede a un servizio di cura previsto per una certa età ci fa arrivare a quando noi abbiamo già perso un po' di spazio terapeutico. In generale i sintomi più generici sono quelli neurovegetativi, per cui accennava prima le vampate di calore, che sono anche qui sulla bocca di tutti, sembrano delle cose su cui quasi scherzare, ma ci sono persone che non riescono proprio a stare o che si svegliano di notte perché sono delle disregolazioni proprio del sistema di autoregolazione termica, per cui si sente questa forte vampata con anche delle palpitazioni, per cui anche nella vita lavorativa di tutti i giorni diventa a volte impossibile stare nel sociale. E c'è poi il tema dell'insonnia, che ci può essere chi è più predisposto da sempre, che acuisce i propri sintomi, chi all'improvviso viene colto da questa impossibilità di addormentarsi oppure di mantenere il sonno per tutta la notte, e chiaramente poi nell'affrontare la vita di tutti i giorni questa cosa diventa problematica. Ci sono poi
tutta una serie di cose meno note, per esempio la sfera motoria. È chiaro che qui si parla di una menopausa un po' più in là con il tempo, però tutto quello che noi normalmente definiamo come vecchiaia, cioè ha un contributo da parte della menopausa, quindi la mancanza di coordinazione, la tendenza a rigidità motorie, sono anche queste parte della menopausa e possono essere gestite anche da un'educazione, da un'attività fisica. E sicuramente c'è la sfera anche affettivo-emotiva, per cui tutto il tema della depressione, dell'irritabilità, dell'incapacità di concentrazione, anche della memoria parzialmente, e anche qui più la menopausa è precoce, più queste cose si fanno poi sentire nel tempo. Da un punto di vista somatico e degli apparati, sicuramente la sindrome genitourinaria è quella che viene più lamentata, ma poi c'è tutto il tema del metabolismo energetico, per cui la donna che aumenta di peso anche se le sue abitudini non cambiano, e quindi con le conseguenze che l'obesità e l'aumento di peso ha sulla salute generale. Quindi parlare di menopausa e di tutte queste fenomenologie è anche una prevenzione proprio di salute generale, così come l'osteoporosi, che anche qui non la vediamo perché non è che sentiamo che qualcosa cambia, però nel tempo poi il metabolismo osseo cambia, la fragilità ossea aumenta ed è giusto prendersene cura nel momento giusto. Insomma, una fase delicata della vita che va affrontata con le giuste contromisure, mi pare di capire, anche con una certa comprensione verso se stessi, no? Esatto, sì. Ecco, bisogna sempre, io dico sempre, portare pazienza anche verso se stessi, giustamente. Sindrome genito-urinaria, Sì. di cosa si tratta esattamente? Sì, allora, è un insieme complesso di sintomi che sono tutti relativi all'apparato genitale e quello urinario. Cioè, in medicina sindrome è sempre qualcosa che comprende una serie di sintomi e segni. Fondamentalmente gli estrogeni, che sono quindi gli ormoni che calano durante la menopausa, hanno un effetto sulla cute, derma, epidermide di trofismo, cioè ci aiutano a mantenere la giusta idratazione, il giusto tono, l'elasticità. Lo stesso che avviene, io dico sempre ai pazienti, così come mette la crema per le rughe, nessuno pensa a mettere creme altrove. Però è quello che succede, quindi proprio anche l'aspetto fisico dei genitali cambia la sensibilità, cambia anche il fastidio alla stimolazione, perché la secchezza, la mancata elasticità hanno delle ripercussioni. Quindi non abbiamo affrontato, ma questo è un aspetto che impatta fortissimamente la sfera sessuale, per cui il calo della libido parte sì da cioè dai meccanismi più generici, ma può essere anche fortemente legato ad un dolore, ad un fastidio che è solo locale. Questo a volte include anche la sfera urinaria, quindi c'è il tema dell'incontinenza, l'urgenza menzionale. È una sindrome che può essere, diciamo, come strutturata su due livelli. C'è un primo livello che viene approcciato dal ginecologo di fiducia, per cui la donna inizia a lamentare queste cose e con un po' di domande, cioè da quanto dura, se è esteso a tutta la giornata, solo al rapporto sessuale, solo a determinate condizioni, si può capire se è un livello gestibile con qualche accorgimento. Ci sono delle terapie locali da poter utilizzare, anche solo delle buone pratiche, perché spesso quello che succede è che si sentono i sintomi, si pensa ma sarà un'infezione, sarà un disturbo, si tende all'automedicazione, spesso peggiorando quelli che sono i sintomi. E poi c'è il secondo livello, quindi se parlando con la paziente ci si accorge che c'è un problema più strutturale, un'insufficienza del pavimento pelvico, esiste una figura che è l'uroginecologo, che può indagare se ci sono interventi più specifici da fare, che possono comprendere anche dei provvedimenti chirurgici, per esempio. Quindi è fondamentale il dialogo con il ginecologo. Però, ripeto, in genere questa è una cosa che le pazienti discutono, perché è una cosa che proprio rischia di essere invalidante, come sì. diceva prima, mentre quelli invece meno, diciamo, i disturbi, ecco, la prima fase di questi disturbi, lei diceva ci sono anche dei rimedi che si possono adottare. In che senso? Allora, di sicuro una cosa che per esempio io noto, le pazienti sono sempre un po' stranite, banalmente l'utilizzo del giusto detergente, nel senso che ci sono molte donne che interpretano questi fastidi, perché in età fertile succede, quando si ha un fastidio locale spesso è una vaginosi, qualche transitoria infezione che spesso può essere gestita semplicemente con dei trattamenti, che spesso sono anche da banco. Quindi la prima reazione è, conoscendosi, ricordandosi, si prova quello, ma spesso peggiora.
e quando poi si fa notare che basta l'idratante giusto, il detergente che non sia troppo aggressivo, quindi cambiare, accettare che una cosa non va più bene e cambiare ad un'altra, spesso rimangono stupite nel dire ah ok, bastava questo, sì, a volte basta questo. Allora, insomma, dottoressa Giuliani, qui di sintomi ne abbiamo detti più di uno, molto bene. Allora, per tutti questi sintomi, allora, abbiamo sentito per quanto riguarda la sindrome qual è magari l'approccio da avere. Mi dicono dalla regia che c'è una telefonata, allora andiamo subito alla telefonata, poi proseguiamo il nostro discorso. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno a voi. Salve signora, ci può dire da dove chiama? Sì, da Padova, mi chiamo Paola. Ci dica. Cosa voleva chiedere? Volevo chiedere, con una menopausa precoce, poi la sintomatologia più o meno la stessa, appunto, con vasocostrizione, vasodilatazione, palpitazioni, tachicardia, un po' di aritmia, testa vuota, eccetera, può durare per 30 anni e più? E se sì, quali sono gli accertamenti da fare, visto questa sintomatologia che si protrae da oltre 30 anni, che ha dell'incredibile? Quali sono gli esami per accertare? Queste fa parte sempre della menopausa? Cioè, quindi da 30 anni praticamente con una menopausa precoce, se ho capito bene. Precoce di che età parliamo, signora? 39. Quindi sì, prima dei 40 come accennavamo prima, e ancora appunto cioè, una vita con i sintomi della menopausa, mi pare di capire, è questo il tema. Pesanti perché vasocostrizione, vasodilatazione, vabbè, osteoporosi eccetera, ma soprattutto difficoltà di movimento, testa vuota. Ho capito, è tutto ascrivibile sempre, le hanno sempre, insomma, rispetto a chi si riferisce a questo caso, non so se lei o qualcun altro, è sempre stato risposto che era attinente alla menopausa, che era una sintomatologia legata a quello? A questo punto, visto che ci sono appunto, che ha due dottoresse che si occupano, certo. Con quali esami, perché di chiacchiere non si sta meglio con le chiacchiere, giusto? Certo. E uno vorrebbe essere anche un po' certo che è quello, perché le cure più o meno non sono servite a nulla. Con quali esami si può accertare se effettivamente questi problemi, questa sintomatologia è legata a una menopausa così lunga? Grazie Paola, allora proviamo a rispondere a questa. Chi delle due vuole provare a rispondere? Proviamo. Adesso è un po' complicato, specie quando ci sono dei quadri così complessi, dare una risposta risolutiva in questo contesto. Bisognerebbe capire un attimino anche se la signora è stata accompagnata in questi anni con una terapia ormonale sostitutiva adeguata e di certo fare qualche accertamento che sia da capire, insomma, qual è la situazione, il suo stato di salute di base in questo momento. Qualche sintomo anche nella fase del post-menopausa, per carità, ogni tanto lo possono lamentare le donne, ma se ha una sintomatologia ancora così impattante, probabilmente va un attimino ripreso il caso in mano e vista... Ci può essere dell'altro, diciamo, in questo senso. senso. Da capire. Più che altro una cosa di cui effettivamente non abbiamo parlato è che tendenzialmente i sintomi, per esempio la reazione, i sintomi neurovegetativi, quindi la vampata di calore, eccetera, eccetera, sono molto tipici nella fase di sospensione dello stimolo estrogenico, cioè la donna entra in menopausa e nei primi anni in cui il corpo era abituato agli estrogeni e non lo è più, si manifestano questi sintomi. Il momento dello sbalzo ormonale, diciamo. Esatto, tant'è vero che la menopausa può essere anche non spontanea, a volte indotta da terapie farmacologiche, oncologiche specifiche o da intervento chirurgico, e in quei casi spesso è più forte la sintomatologia perché è improvviso il momento, non c'è la transizione. Ma è difficile che nel tempo questa sintomatologia persista sempre uguale, quindi la signora diceva il giramento di testa, così è difficile che sia solo dovuto a quello, quindi la prima cosa
in tutte le condizioni che noi definiamo sindromi a escludere che ci siano patologie strutturali di base, perché può essere un problema cardiovascolare, può essere un qualsiasi altra cosa, non conosciamo la paziente, non conosciamo la sua storia. E innanzitutto questo ci permette anche di dire, rispetto alla terapia di cui parlerà, che spesso la terapia ha importanza che sia fatta nella prima fase, perché c'è poi un range temporale oltre il quale anche iniziare una terapia sostitutiva non è più indicato perché non è più utile. Certo che la situazione è già parzialmente compromessa. Allora, noi dobbiamo fermarci per qualche istante di pubblicità, poi torniamo a parlare appunto dei rimedi e delle opzioni terapeutiche e dei sintomi principali a cui abbiamo accennato. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con l'approfondimento dell'ULSS 2. Saluto nuovamente e ringrazio le dottoresse Carlotta Giuliani, dirigente medico dell'ostetricia e ginecologia di Montebelluna, Laura Vettor, dirigente medico dell'ostetricia e ginecologia di Conegliano. Ben ritrovate. Stavamo parlando di menopausa, definendola un nuovo inizio e dando un po' tutti quegli consigli e spiegazioni perché lo sia davvero un nuovo inizio, venga vissuta in maniera positiva, anche se è un momento delicato a livello fisiologico naturalmente dell'esistenza di una donna, e permetta di ripartire poi, visto che l'aspettativa di vita appunto è sempre più lunga e noi speriamo insomma naturalmente che venga vissuta anche questa esistenza in buona salute, in buone condizioni, ecco, bisogna interpretare, ecco, in maniera anche un po' positiva questo momento della vita. Allora, abbiamo parlato un po' di quelli che sono i sintomi più comuni e poi quelli che meritano anche un'indagine. In generale, dottoressa Giuliani, di fronte ai sintomi esistono dei rimedi, immaginiamo a più livelli di intensità, e opzioni terapeutiche che naturalmente voi mettete in campo. Certo, diciamo che abbiamo a disposizione diverse strategie, dalle terapia ormonale sostitutiva, che è quindi l'utilizzo di ormoni che vengono somministrati attraverso diverse vie e che come accennava la collega prima, è importante, se non ci sono controindicazioni, e questo viene stabilito ovviamente dal medico, iniziare precocemente quando andiamo in menopausa, in modo da poter mantenere i livelli già di estrogeni con i quali stiamo entrando in questa fase della nostra vita, e quindi ridurre l'impatto sul nostro metabolismo. E altre della terapia ormonale sostitutiva abbiamo, come accennavo, diversi tipi di molecole, diverse vie di somministrazione che possono essere appunto utilizzate in maniera personalizzata sulla paziente in base alle sue caratteristiche, in base ai suoi disturbi. Abbiamo poi un'altra categoria di trattamenti che sono le cosiddette terapie alternative. Alcuni farmaci di tipo non ormonale ci possono venire utili ad esempio per il controllo dei disturbi vasomotori, dell'insonnia. Altre diciamo molecole che possiamo usare, i fitoterapici, pensiamo alla soia, alla cimicifuga, che ci possono essere sempre utili per il controllo dei disturbi vasomotori, anche l'estratto di polline. Tecniche di medicina alternativa come possono essere l'agopuntura, ma anche il supporto psicologico, tecniche di mindfulness per il controllo e la gestione dello stress, e non da ultimo anche l'utilizzo di integratori e di probiotici, quindi ad esempio pensiamo a integratori di vitamina D, di calcio, magnesio, o anche probiotici appunto che ci possono aiutare a mantenere diciamo il nostro intestino e la nostra flora batterica nel migliore dei modi. Ecco, allora abbiamo un'altra telefonata, proviamo a sentire qual è il quesito che ci viene posto. Pronto? Chi è e da dove chiama? Pronto? Vediamo se c'è ancora qualcuno. Caduta la telefonata, niente, andiamo avanti. Senta, mi viene, dottoressa Giuliani, una domanda un po' così terra probabilmente, ma la terapia sostitutiva ormonale è obbligatoria in qualche modo? È sempre opportuna oppure no? No, come accennavo prima, viene valutata dal medico l'indicazione e la controindicazione eventualmente, quindi la presenza di una sintomatologia importante è sicuramente un'indicazione a fare una terapia ormonale sostitutiva, ma poi abbiamo tutta una serie di caratteristiche che dobbiamo rispettare per poterla, diciamo, prescrivere in maniera corretta e anche decidere quale utilizzare in base proprio alle caratteristiche
della paziente, se ha altre patologie, insomma tutta una serie di dettagli che il medico valuta prima della prescrizione. Ecco. Senta, al di là di quelli che possono essere i rimedi e le opzioni terapeutiche, ci sono delle strategie, diciamo, generali per affrontare questa fase della vita, cioè anche comportamentali, di abitudini, eccetera, che la donna può adottare per migliorare un po' l'impatto di questo cambiamento? Assolutamente sì, il modificare e migliorare il nostro stile di vita è sicuramente la prima cosa che noi possiamo fare, quindi partire dall'alimentazione, prediligere ad esempio prodotti integrali, una buona quota proteica, magari con legumi, poche carni rosse, un'adeguata idratazione e limitare invece gli zuccheri semplici, limitare i grassi e anche gli alcolici. E poi sicuramente a fianco all'alimentazione ha un ruolo fondamentale l'attività fisica, che deve essere un'attività fisica diciamo leggera per quanto riguarda ad esempio piccoli esercizi che vadano a mantenere, a potenziare il muscolo, quindi con piccoli pesi, ma anche attività aerobica come può essere una bicicletta, può essere il nuoto, insomma attività di questo tipo che ci permettono di migliorare l'aspetto cardiocircolatorio. E poi tecniche di rilassamento per andare a controllare quello che è lo stress e migliorare la qualità del sonno in questa fase della nostra vita, ad esempio appunto mindfulness, yoga, tai chi, ma anche dedicarsi ad attività culturali che ci permettano, che ci danno benessere, ci permette insomma di abbassare in maniera importante i livelli di stress nella nostra vita e migliorare complessivamente insomma il nostro stile di vita. E poi ovviamente non fumare è la base di tutto questo, perché peggiora in maniera importantissima i disturbi vasomotori, che appunto sono molto invalidanti se particolarmente severi, peggiora l'osteoporosi e oltre rappresenta ovviamente un rischio oncologico che ormai sappiamo tutti. Senta, abbiamo detto di fatto delle buone pratiche che andrebbero tutto sommato osservate anche durante le altre fasi della vita, no? In maniera particolare in questa mi viene da pensare che le donne, le cinquantenni di oggi hanno altre occupazioni rispetto a quelle del passato, nel senso tutto questo deve conciliare con il lavoro, perché sicuramente sono in piena attività, carriera lavorativa, in piena vita lavorativa, magari sono anche madri eccetera, per cui diventa più complesso tutto questo, no? Cosa ne pensa? Cioè, sicuramente è l'ennesima sfida che dobbiamo affrontare, ma che riusciamo, se correttamente supportate, ad affrontare. Ecco, quando abbiamo a disposizione tutta una serie di strategie che riusciamo a mettere in pratica e diventano parte integrante insomma delle nostre abitudini, sicuramente anche affrontare tutto il resto della nostra vita insomma ci è molto più semplice. Ecco, se noi stiamo bene riusciamo a funzionare anche bene. Esatto, e a svolgere tutti i ruoli che le donne di oggi hanno. Dottoressa Vettor, le rilancio quello di cui parlavamo durante la pausa, sì. No? Le donne di adesso che magari hanno fatto i figli tardi, diciamo tardi, insomma, quando hanno potuto, quando sono arrivati magari dopo i 35 verso i 40 anni e si trovano a sfidare la menopausa magari con un figlio o una figlia adolescenti che anche loro sono in piena tempesta ormonale. Come si fa? Si fa, allora, tutto quello che ha detto la collega è vero e secondo me il messaggio fondamentale, che penso ormai sia applicabile a qualsiasi aspetto della medicina di oggi, è il concetto che sì, la terapia per la menopausa c'è, però il rimedio non è prendere l'estrogeno, allora tutto si annulla, perché in realtà i sintomi si manifestano in maniera tanto più aggressiva quanto più il nostro stile di vita è scorretto. Quindi tutte le abitudini che ci portano nel tempo a deteriorare rendono i sintomi della menopausa più aggressivi. Quindi sì, la terapia, che poi anche qui spesso si apre il grande capitolo perché le donne tra di loro parlano, quindi c'è l'amica che ha provato la tale terapia, quindi poi arriva dicendo io voglio questo perché la mia amica ha preso questo. La base della terapia per la menopausa, a mio avviso, come tutte le terapie ormonali, quindi io lo stesso dico alle ragazze giovani che vengono per una contraccezione,
È una terapia che va cucita sulla persona con un dialogo che sia chiaramente prima informativo, cioè io do il ventaglio di quello che possono essere le opzioni e di fronte a queste opzioni ogni donna reagisce in una maniera propria, quindi c'è chi è assolutamente contrario, spaventato all'idea dell'ormone, allora anche lì è inutile proporlo, perché nel momento in cui propongo una terapia di cui la paziente non è convinta, qualsiasi effetto collaterale viene vissuto in una maniera estremamente negativa. Quindi la regola è che bisognerebbe partire prima della menopausa con le buone abitudini, sapendo che poi quando arriva effettivamente la menopausa di fronte a uno scompenso dei sintomi, cioè quello che si sente di più è, non so, una volta facevo questo e andava bene, adesso lo faccio e sto male una settimana. Quello lì è un segnale del fatto che bisogna cominciare a ridurre determinati comportamenti. Mi viene da pensare che anche chi ha vissuto magari le gravidanze, no? Tante volte le donne dicono prima della gravidanza stavo in un modo, dopo la gravidanza è cambiato tutto, anche magari il ciclo, gli effetti che fa, il dolore, non dolore, eccetera. Quindi è un po' paragonabile, no? È sempre una tempesta ormonale che lascia evidentemente delle mutazioni, degli strascichi con cui dobbiamo convivere. Così. Esatto, e il punto è l'età della vita si allungano le richieste funzionali, però si allunga anche il desiderio di vivere bene, cioè cosa ce ne facciamo di vivere a lungo se viviamo male? Quindi è questo il passaggio che si deve fare ed è per questo che parlare di menopausa ha senso, sì, a una popolazione che ci sta entrando, ma è giusto che così come alla bambina spieghiamo che un giorno avrà la mestruazione, come si deve affrontare, lo stesso vale per le giovani che sanno a cosa vanno incontro un giorno, perché è facile poi dire no, ormai hai avuto un comportamento sbagliato nella vita, no? Perché a quel punto lì non si corregge più, quindi di fronte a un'informazione poi ognuno sceglie come comportarsi e scegliendolo forse accetta anche più facilmente poi un sintomo se sa che è andata così. E mi viene da pensare che a livello naturalmente non fisico ma psicologico è corretto che anche la parte maschile, i compagni, i mariti sì. affrontino nella maniera corretta tutto questo, no? Con tutte le cautele anche nel trattare naturalmente una donna che vive un periodo delicato. Sì, soprattutto in quella che è la sfera, diciamo, della difficoltà sessuale che può essere, diciamo che sempre in quell'immaginario, no, che si vive la menopausa come un vabbè ormai, può essere che ci sia questo meccanismo, cioè se non si conosce che può essere un effetto biologico di cui ci si può prendere cura, semplicemente può essere percepito come un disinteresse, che non è, nel senso che ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione, strumenti che si possono avere, insomma. Certo, ma anche perché appunto vediamo adesso, non per andare in cerca di modelli di chissà che, ma nella nostra vita quotidiana delle cinquantenni che sinceramente non si può neanche dire esatto. Vabbè ormai, no? Altro che. Per cui, senta dottoressa Vettor, ci sono dei miti da sfatare sulla menopausa, un po' li abbiamo anche detti, sì. Però ce ne sono parecchio, anche delle cose appunto che vi vengono ripetute che voi cercate di dire ma no, non è così. Beh, allora il mito secondo me principale è proprio il concetto di malattia, nel senso che si percepisce che il percepito della paziente è ho un problema. Sì, il problema però non si chiama menopausa, il problema è il problema ed è legato in una condizione, in una fase della vita. Quindi diciamo che l'idea della menopausa come una malattia da scongiurare è il mito che bisogna abbattere prevalentemente, perché di fatto è semplicemente una condizione da comprendere, da accogliere con gli strumenti giusti. Direi questo. Ma c'è invece qualche sbaglio che si fa comunemente, che voi notate, al di là dell'approccio mentale rispetto alla menopausa, o qualche rimedio magari insomma passato storicamente da nonne a mamme a figlie che poi in realtà secondo voi è controproducente? No, non so, o qualche luogo comune che vi viene propinato? Che vi stupisce ancora? No, c'è stato un progresso probabilmente anche su questo, sì, vero? Sì. Ecco. No, una cosa appunto che spesso le pazienti non sanno, per esempio, è che di fatto la menopausa è geneticamente determinata, quindi si eredita l'età dalla madre e spesso le pazienti non hanno idea
di quando la madre sia andata in menopausa. C'è una domanda che La io di madre non solito... l'avrà raccontato nessuno, Esatto. evidentemente. Sì, o non lo sa, perché Certo. di fatto può succedere anche quello, però nella fase così del colloquio con la paziente, soprattutto quando viene in quelle fasi in cui non si capisce, perché siamo nella transizione piena, in cui ci sono disturbi, che non è che il sintomo per esempio della mestruazione altalenante sia ascrivibile solo alla menopausa, ci sono tanti altri contesti, perciò la domanda tipica è: la mamma a che età è andata in menopausa? Di solito non si ha idea. Questo spiega quanto sia un tabù, cioè non si conosce, non si pensa, e quanto non ci si preoccupi, cioè nell'osservare il cambiamento di comportamento di una mamma, la ridotta tolleranza allo stress, l'irritabilità, cioè si pensa Che non è proprio lei, e basta. esatto. Quindi a volte non è solo così. No, faceva un passaggio interessante prima, quello sulle giovani, no? Perché vi capiterà naturalmente di fare un po' un quadro quando dite i buoni comportamenti, le buone pratiche, attenzione che poi magari più avanti invece, quando si parla alle ragazze di menopausa, che reazione hanno? Allora, Una cosa che non capiterà mai. Esatto, Perché a non quell'età lì- capita mai, perché non capita mai, e spesso lì, secondo me, il dato su cui bisogna più che altro lavorare è il concetto della menopausa precoce, nel senso che è una cosa di cui non si conosce la possibilità, e quello si spiazza, perché siamo in un'epoca in cui si pensa alla famiglia anche molto avanti, e a volte lì può essere un problema Molto pesante, certo, perché naturalmente si dice i figli li faccio a 38-39 anni e magari poi, è troppo tardi. Allora, c'è al telefono qualcuno, pronto? Pronto, buongiorno. Salve, chieda dove chiama, signora? Io chiamo da Treviso, sono la signora Gabriella. Ci dica. Io ho un'età avanzata, diciamo, però io vedo volentieri questi programmi qua perché sono interessantissimi. Parli Allora, più lentamente, in maniera più scandita, signora, perché sentiamo male. Ok, Brava. allora, io volevo capire, io ho 78 anni, io la mia menopausa l'ho vissuta in maniera buona, perché mi scusi, ma Sì, adesso mi sente meglio? sì, meglio. Perfetto, io volevo dire, io ho 78 anni, io l'ho vissuta bene la mia menopausa, perché quando avevo 48-50 anni, Sì. Pronto? Signora, sì, sono qua. ecco, ci dica, quando aveva 48-50 anni? Ecco, io quando avevo 48-50 anni c'erano delle riunioni, c'erano che facevano le conferenze per questo. E io sono sempre andata, perciò ho saputo sempre come regolarmi col mio ginecologo, che mi ha seguito, ho fatto le cure ormonali, ho fatto tutto. Adesso che ho figli adulti, non ci sono più queste cose. Bisogna che vadano da un ginecologo, che trovino quello giusto, poi devono cambiare. E dico, com'è bello vedere in TV due signore che ne parlano, spiegano benissimo. Ecco, perché non pensa all'ospedale di Treviso oppure qualche associazione di fare queste riunioni la sera? Perché le donne di 50 anni, come diceva lei, adesso lavorano, quelle di 48 lavorano, quelle di 45 lavorano, se sono preparate. Io avevo tempo perché non lavoravo, potevo andare alle conferenze perché ero aggiornata, mi piaceva sentire cosa poteva succedermi per essere preparata. Ecco, a queste ragazze, io vedo i miei figli, non hanno questa possibilità. L'unica possibilità è andare da un ginecologo, da un cardiologo, da questo, dall'altro, perché vengono sbattute a destra e a sinistra se non capiscono che cosa hanno. Però c'è una persona, cioè non c'è qualcuno che fa delle riunioni come le state facendo voi, e a quest'ora le ragazze e le donne sono a lavorare, che le possa anche aiutare ad affrontare questa roba. Non credo di dire una cosa strana, vero? Grazie signora, adesso proviamo a sentire. Io credo che qualche occasione ci sia, e probabilmente anche online adesso le Sì, fanno, esatto. giusto per Sì. risolvere questo problema, no? In realtà è stato un tema abbastanza discusso, nel senso che, vabbè, io conosco la realtà ora della Regione Veneto, so che esiste un progetto, si chiama Progetto Onda, che è un progetto di divulgazione per la popolazione che tratta vari temi, e so che c'è stata un po' di discussione su quale fosse la modalità più opportuna. Credo che siamo in un momento di transizione mediatica, per cui
la conferenza rischia di non essere così partecipata. Sì, perché appunto gli impegni sono tanti, è difficile, siamo in un'epoca in cui siamo abituati ad avere tutto sotto mano, non dover più andare di persona a fare molte cose, quindi si è scelto di rendere fruibili dei video che, per quanto brevi, comunque sono magari la pulce nell'orecchio, che consentano poi alle persone di afferire dei servizi che purtroppo in medicina restano ancora l'unica via, cioè andare da un medico e avere un colloquio. Poi purtroppo sulla continuità, è vero, è difficile nel pubblico, è difficile avere sempre una figura di riferimento, però purtroppo su questo non possiamo farci nulla. Ma dottoressa Giuliani, allora qui ci sono tante cose che entrano in ballo, sicuramente è un pensiero che si scaccia in avanti, no? Proprio per quello che dicevamo prima, perché ci si sente magari un po' invecchiate, eccetera. Poi, appunto, come diceva la dottoressa Vettora, abbiamo tutto sotto mano, allora magari uno si informa anche un po' da sé, però probabilmente deve fermarsi a quello, nel senso che poi è il caso di andare da chi ne sa di più, da uno specialista, dal medico di base, eccetera. Assolutamente sì, perché per quanto la divulgazione, adesso anche con i social, sicuramente abbiamo anche pagine di colleghi, di associazioni che fanno divulgazione, ma servono, come diceva la collega, a mettere la pulce nell'orecchio, perché poi gli strumenti per stabilire che terapia fare, quando farla, con che tempistica, con che caratteristiche, devono essere stabiliti per forza da un professionista che, avendo davanti la paziente e tutta la sua storia, perché ricordiamo che non è che ho un sintomo A e allora prendo B e risolvo, ma la persona va vista a 360 gradi nella sua completezza, e questo è una cosa che per ora ancora l'intelligenza artificiale non ce l'ha rubata, e serve il medico per insomma, comprenderla e dare i suggerimenti più appropriati. Ecco. Senta, allora, visto che il tempo a nostra disposizione sta finendo, quale messaggio positivo e propositivo lanciamo magari a chi si prepara ad affrontare questa fase, a chi ha qualche sintomo, qualche momento a chi magari la sta vivendo anche poco bene? Beh, il messaggio che vogliamo trasmettere è che non sei sola, non siamo sole, e la menopausa è un momento di transizione, non è una fine, è una trasformazione nella vita della donna. Abbiamo a disposizione tanti strumenti per poter stare bene, dobbiamo parlarne con le nostre amiche, dobbiamo parlarne in famiglia, dobbiamo parlarne anche con i colleghi di lavoro, proprio per levare questo stigma culturale che ancora abbraccia questo momento della vita della donna. Quindi invece non è così. Più informazioni abbiamo, più siamo consapevoli di noi stesse e possiamo prenderci cura di noi, affrontare la menopausa con fiducia e stando bene. Questo perché anche poi i maschi, invece il mondo maschile non ce l'ha questo momento di, anche se in realtà ce l'ha anche. Sì, anche hanno un quello, momento simile, ma sicuramente forse, almeno nella maggior parte dei casi, non è così impattante come nella donna. Ecco, voi avete comunque dei numeri significativi, importanti, di persone che cercano di informazioni piuttosto che aiuto in questa fase, oppure ancora piuttosto bassa, diciamo, la percezione che è il caso magari di chiedere un supporto? Allora, personalmente secondo me stanno sempre di più, stanno chiedendo, a me però capita ancora di dover qualche volta indagare direttamente i sintomi. Infatti una mancanza forse nostra qualche volta è quella di non fare domande specifiche e mirate, e che fanno poi scoperchiare un vaso di Pandora in realtà, quindi ancora qualche volta le donne sono un po' intimorite ad affrontare questi argomenti, o hanno un po' di pudore, magari soprattutto per gli argomenti relativi alla sfera della sessualità, spesso sono un po' restii a portarle di primo acchitto, no? Invece sono tutte cose che dobbiamo indagare e che dobbiamo anche portare al nostro medico serenamente, perché noi siamo qui per questo, cioè siamo qui per aiutare. E poi, dottoressa Vettor, per vivere anche un post menopausa sereno e tranquillo, insomma, il più possibile, perché poi c'è auspicabilmente una lunga fase successiva a tutti questi stravolgimenti che si può vivere in serenità.
Sì, esatto. Ovviamente continuando tutte quelle che sono le indagini diagnostiche, i follow-up che vanno fatti in altri ambiti, perché essendo una sindrome hanno delle ripercussioni, abbiamo detto, sulle ossa, sul sistema cardiovascolare, e semplicemente questo. Certo. Ecco, allora non abbiamo altro da aggiungere, siamo dimenticate qualcosa secondo voi anche come raccomandazioni? Beh, di fare i controlli annualmente anche con il ginecologo e non ogni 10 anni, in modo da potersi tenere in salute sotto tutti gli aspetti, insomma, della nostra vita. È prevenzione anche questa, bisogna sempre ricordarlo, anche se anche in questo penso ci siano fatti dei passi in avanti. Sì, o a volte, diciamo, magari dopo un po' di insistenza si arriva a dire sì, effettivamente ho questo problema, soffro di questa cosa, e poi nel momento in cui si propone la terapia c'è sempre una grande paura. Io quello che noto è sempre quello. Allora in realtà è la paziente che ci guida, nel senso che di fronte alla terapia, se poi lei decide di non farlo, probabilmente è perché non è così spinta, quindi è giusto che la paziente guidi, però è giusto anche che si sappia che non bisogna avere per forza paura di queste terapie, che esistono perché si possono fare, ecco. E fidarsi naturalmente degli specialisti che sono lì apposta. Allora il nostro tempo è terminato, io ringrazio la dottoressa Laura Vettor, dirigente medico dell'ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Conegliano, la dottoressa Carlotta Giuliani, dirigente medico dell'ostetricia e ginecologia di Montebelluna. Abbiamo dato degli spunti, qualche raccomandazione che non fa mai male, abbiamo utilizzato quest'ora per parlare di questo argomento che la signora ci diceva, se ne parla poco, beh insomma noi nel nostro piccolo l'abbiamo fatto. Grazie, io ricordo ai nostri spettatori il film Il ritmo dell'amore alle 16:15, vi ricordo anche alle 21 l'appuntamento con Ring, la nostra prima serata di politica con ospiti del nostro Ferdinando Avarino, Roberto Castelli del Partito Popolare del Nord, Rachele Scarpa del PD, Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, Valentina Pillon di Forza Italia e Eleonora Mosco della Lega. Grazie in regia ad Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo, noi ci rivediamo per i telegiornali di questa sera, a tutti un buon pomeriggio, arrivederci.